A Santa Margherita ogni anno si superano nel accogliere la magia del Natale e fare di tutto per portarla a quante più persone possibili. E oggi infatti siamo pronti per questo nuovo viaggio in tutta la nostra bellissima città, attraversando un po' tutte le strade e cercando di portare appunto la magia del Natale ovunque si riesca in questa bellissima città. È una carrozza inglese che abbiamo recuperato dalla Germania, restaurata, messa a nuovo, dotata di 2 fantastici unicorni, portata in giro per le piazze e per le strade per allietare le feste della gente. Siamo di nuovo presenti e ormai facciamo parte delle manifestazioni del Natale. Siamo felici di esserci, la musica porta sempre il sorriso, quindi speriamo di esserci sempre. Che brani suonerete? I nostri brani della tradizione con l'aggiunta di qualche nota natalizia. Ci siete anche voi oggi per le strade di Santa Margherita Ligure, ormai è una tradizione vedervi danzare, cosa avete preparato? Una sfilata e qualche coreografia così a tempo, ma abbiamo fatto tutti questi giorni passati le performance ai giardini, delle performance di un altro musical bellissimo, lo show di Natale, sempre di Carlo Tedeschi. Giro di boa, si aspetta anche il nuovo anno, che bilancio si può fare di questi primi giorni di Natale? Un bilancio positivo naturalmente, spero un bilancio positivo per le nostre famiglie, nel senso che il Natale è ovviamente prima di tutto un momento per ritrovarsi e per stare insieme con le persone care. Per quello che riguarda la nostra città sicuramente tantissimi eventi e devo dire tanta gioia, tanta felicità, quindi mi sembra di poter dire un bilancio positivo. Non finisce qui, ci sono anche altri appuntamenti a Santa Margherita. Certo, questo è un evento all'evento clou del nostro calendario, ma il 31 ci troviamo al Village con il Capodanno per chiudere il 25 e aspettare il 26, con musica dal vivo e DJ set. Il 2 di gennaio abbiamo la parata tema marino Oceans che sfilerà per la città e poi chiudiamo le festività col Befanas Day dove tutte le Befane saranno radunate a Santa Margherita.